Sanità pubblica sarà un autunno caldo, un autunno da barricate. I camici bianchi incroceranno le braccia il prossimo 16 dicembre. A rischio per la categoria tutta è l'intero sistema assistenziale. Qui stiamo scioperando perché stanno smantellando il Servizio Sanitario Nazionale. Anche il presidente della regione Luca Zaia, dopo l'incontro tra governo e regioni, non depone l'ascia di guerra. Ci sono regioni che continuano a sprecare ed il governo non ha il coraggio di applicare i costi standard. Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché in Veneto un pasto in ospedale costa 6,5 euro, in giro per l'Italia arriva a costare fino a 60-80 euro. Per il presidente, per l'ennesima volta, vengono premiate le cicale e non le formiche. Ammontano a 2,3 miliardi i tagli al fondo sanitario di quest'anno e saranno 15 miliardi del biennio 2017-2019. Il rischio è che si creino buchi insanabili anche nei bilanci delle regioni virtuose. La popolazione si troverà sempre più in sofferenza. Raramente riescono a raccogliersi in un'unica giornata di protesta tutte le categorie mediche, chiara testimonianza dell'allarme che i camici bianchi vogliono lanciare ai cittadini. Sul tavolo la cronica, carenza di personale, l'allungamento conseguente delle liste, l'inequità nei servizi regionali. Anche se dall'incontro di Palazzo Chigi è stata strappata una promessa, un tavolo tecnico sui costi standard, ma se ne parlerà comunque nel 2016. Crediamo che sia un dovere etico della professione medica far sapere alla popolazione che stanno togliendo risorse importanti per cui ci ritroveremo a vederci fuggire dalle mani il servizio sanitario. Secondo voi, mettendo insieme appunto tutti questi governi, tutti questi anni e tutti questi tagli, c'è una chiara visione nel voler privatizzare, togliere la sanità pubblica? Io non sono in grado di dire questo, però il sospetto viene.